La voglia di festeggiare e di ricevere regali è poca. Ormai le speranze dei dipendenti di Vinyls di riavere il loro lavoro sono sempre meno. Ma c'è ancora chi crede e ha le forze di continuare a lottare. Quella non deve mai mancare, lotta pacifica, civile e non violenta. Quanti operai siete? Adesso qui a Marghera siamo rimasti un centinaio della nostra società, poi c'è anche l'altro sito di Porto Torres in Sardegna e sono un'altra ottantina anche loro in questa situazione ormai che è veramente, sono 5 anni di sofferenza. 5 anni senza risposte, tante promesse, ma nessuna mantenuta. Io chiedo che questo Natale e 2014 i nostri rappresentanti nazionali e locali diano giustizia alla nostra avvertenza, anche con un intervento locale, perché ci stanno calpestando tutti i giorni la nostra dignità e i nostri diritti. Siamo arrivati a un punto di non ritorno e abbiamo bisogno di questo, di un sostegno, perché è una cosa che ormai è divenuta troppo di sofferenza. Il nostro Natale sarà un Natale di un albero senza luci quest'anno, di un pino senza luci. Sarà molto triste e molto amaro. Dove un tempo c'era un'azienda e chi credeva in essa, oggi sta morendo tutto. Guarda, basta vedere il paesaggio che c'è là, sembra di essere in una città fantasma proprio, non c'è più niente, non c'è più lavoro, non c'è più niente di niente. La rabbia è tanta. La nostra storia è una storia che parte da un Ministero del Sviluppo che è stato incapace a dare delle garanzie a tutti gli incontri che abbiamo avuto su questo. Non è certo responsabilità del sindacato quando una zona come Marghera e Mestre è degradata, perché in questi spazi, in questi luoghi, una volta si lavorava, c'era la dignità, c'era la speranza. Oggi c'è la delinquenza, la prostituzione. Il quinto Natale senza sorrisi per i lavoratori di Vinyls, ma Rete Veneta non vuole abbandonarli e dimostra il suo affetto così. Intanto mercoledì eccezionalmente il banco alimentare sarà aperto dalle 9 alle 17 e non dalle 10 alle 18.